Benvenuti in Villa Tiepolo Passi al secondo incontro della terza edizione di Storia Veneta in Villa. Questo percorso di riscoperta della storia della civiltà veneta nella terraferma sviluppatasi dalla Repubblica di Venezia. L'Associazione Veneti nel Mondo porta avanti questa iniziativa anche per far conoscere alle nostre comunità all'estero, di cui sono 25 anni di cui lavoriamo in questo settore, far conoscere questo patrimonio meraviglioso della nostra terra. Quindi non solo rivolto a voi che siete qui presenti, ringrazio la vostra presenza, ma soprattutto pensando a far conoscere all'estero e alle nostre comunità questo patrimonio. Stiamo portando avanti progetti in Argentina, in Cile, in Canada, in Brasile, in Sardegna, per far sempre presente e valorizzare il patrimonio culturale e linguistico. Insomma, il turismo delle radici credo che possa aiutare a far conoscere sempre di più le nostre ville. Ci troviamo in questa meravigliosa villa del Conte Alberto Passi, che già è stato presidente dell'Associazione per le Ville Venete, e ringrazio per l'ospitalità e per aver proposto di accogliere la rassegna della storia Veneta in Villa. A lui la parola. Alberto, due parole di benvenuto, anche se già tutti... Buonasera a tutti. A me piace questo aggancio al tema delle comunità all'estero venete, perché anche quando facciamo i nostri incontri, le nostre visite, mi piace sempre ricordare che la storia non è mai finita. Cioè noi raccontiamo la storia della Repubblica Veneta, è storia, una roba, sembra una cosa lontana, magnifica, meravigliosa, però lontana, eccetera. Non è tanto lontana, perché dalla caduta della Repubblica di Venezia, con l'avvento, Napoleone, poi l'Austria soprattutto, e poi Sabaudi, il Veneto dalla metà dell'Ottocento è entrato in una forma di indigenza mostruosa, tanto è vero che sono cominciate la grande diaspora, le grandi migrazioni. Non c'era più lavoro, non c'era più da mangiare, c'era la pellagra, insomma si stava veramente male. E non è una cosa ancora questa storia, metà dell'Ottocento, no. Io lavoravo con un ragazzo che mi diceva, un giornalista che fa il professionista a Milano, abbiamo lavorato molti anni insieme, eccetera, più giovane di me peraltro, e mi diceva, i miei genitori erano braccianti agricoli che vivevano sui colli Euganei, e io avevo 12 anni, 13 anni e soffrivo la fame. Ecco, allora a me interessa questo, capire le politiche e la storia antica però ci racconta anche il presente, e quindi mi fa molto piacere poter ospitare questa manifestazione nella nostra casa. Grazie. Grazie. Do il benvenuto alle autorità. Abbiamo Maurizio Criveler, assessore del Comune, e la principessa Isabella Collalto, presidente dell'Associazione per le Ville Venete. Prego, per favore. Grazie, do il benvenuto ai relatori e tutti voi, do il benvenuto anche a chi non è di Carbonera, benvenuti in questo territorio bello, maestoso, ricco di acque, ricco di ville venete, ne abbiamo tantissime, e in particolare è il dottor Passi che ci ospita in questa villa che l'ha veramente rinnovata, quindi grazie ancora. Grazie. Isabella. Grazie Aldo. Innanzitutto un caloroso ringraziamento a Aldo, che è all'origine di questa iniziativa, di questa serie di conferenze, un ciclo di conferenze che abbiamo voluto patrocinare. Dunque c'è anche il patrocinio dell'Associazione per le Ville Venete, proprio perché, scusa che ho il faro negli occhi,
L'abbiamo voluta patrocinare proprio per il fatto che abbiamo tantissimi elementi in comune, ovvero sia tu parli di storia veneta, noi parliamo di ville venete, tu parli di storia veneta in villa, noi continuiamo a parlare di ville venete e di tutto quello che diciamo riguarda il mondo della villa veneta. Nel romanzo 1984 George Orwell afferma che chi controlla il passato controlla il futuro. Palladio era un grande studioso del suo passato, delle antichità romane e conoscitore delle esperienze artistiche maturate nel 400 e nei primi anni del 1500 in Italia. La sua architettura e il suo ideale artistico hanno attraversato il tempo e lo spazio, giungendo fino a noi e oltreoceano nel Nuovo Mondo. Perché la Casa Bianca somiglia ad una villa palladiana? Questa è la domanda che ci propone questa sera Guido Beltramini, direttore del CISA del 1991, già professore della storia e architettura dell'Università di Ferrara, specialista a livello internazionale di Andrea Palladio e del Rinascimento, organizza importanti conferenze e mostre, ricordo la recente La fabbrica del Rinascimento nella Basilica Palladiana di Vicenza, che è stato un grande successo. A te Guido la parola. Grazie. Grazie, molte grazie Aldo per l'invito che accetto molto volentieri. Saluto la principessa, saluto tanti amici. Vedo il grande architetto Toni Follina, uno dei pilastri della cultura dell'architettura veneta. Lì in fondo, grazie Toni di essere qui. Perché parliamo di architettura? Parliamo di quelle che per noi sono senza dubbio i gioielli della nostra cultura, le ville. Però quello che volevo invitarvi a fare è partire un po' lontano da qui. Siamo negli Stati Uniti e questo gruppo di persone che vedete stanno discutendo quella che sarà la Costituzione degli Stati Uniti. Sono un gruppo di uomini che hanno sconfitto il re d'Inghilterra e che stanno scrivendo la loro carta. L'uomo che vorrei farvi riconoscere è quello al numero 33 e 34, quell'uomo alto che vedete al centro. Si tratta di uno dei palladianisti più affascinanti che abbiano mai seguito le orme del nostro grande Palladio, vale a dire Thomas Jefferson. Jefferson è una figura cruciale per la cultura americana, è l'uomo che scrive materialmente la Dichiarazione di Indipendenza. Abbiamo realizzato qualche anno fa al Chrysler Museum di Norfolk una bellissima mostra su tutta la vita e i lavori di Jefferson. La cosa affascinante è che Jefferson, oltre a essere un politico, è innanzitutto un architetto, almeno lui si vorrebbe definire così, e è l'uomo che governa il concorso per la costruzione della Casa Bianca, cioè della casa del presidente americano. Questo è l'immagine del progetto, uno dei progetti che vincerà, ma dovete sapere che lo stesso Jefferson, anche se era in giuria, propone lui stesso un progetto. Devo dire che per noi, io sono vicentino, quindi per noi vicentini, se Jefferson avesse vinto il concorso saremmo entusiasti, perché la proposta per la White House di Jefferson è una copia di Villa Rotonda. Una Villa Rotonda, vedete, tecnologica, perché la cupola ha inserito all'interno della cupola delle vetrate che Jefferson ha appena visto a Parigi. Credo che molti ricordiamo quel film Jefferson in Paris, degli anni che Jefferson passa come ambasciatore americano a Parigi e vede questo avveniristico tetto delle Halles a Parigi che era completamente di vetro, e quindi la propone come cuore della sua proposta di una villa rotonda nel suolo americano. Purtroppo Jefferson non riesce a imporre, la presenta tra l'altro in forma anonima perché non potrebbe farlo,
E la scelta è un'altra, però la scelta è questa. E a qualsiasi veneto, nel vedere la Casa Bianca, immediatamente ci viene l'idea, però assomiglia a qualcosa di molto familiare per noi veneti. Non è un caso, perché come vedremo tra un po', Jefferson sceglie la forma della casa del presidente in forma di una villa veneta. È una scelta politica precisissima di cui parleremo fra un attimo. Ma al di là, diciamo, del valore politico di scegliere una villa, e un po' così vi anticipo, della Repubblica di Venezia, cioè un'architettura repubblicana, gli Stati Uniti arrivano in realtà con un percorso di lungo periodo che comincia e che, come dire, fa sì che pensate che nel dicembre del 2010 gli Stati Uniti dichiarano Palladio padre dell'architettura americana. Cioè dichiarano, vedete, il congresso, in una delle poche riunioni in cui non litigano, perché sapete che i due rami del congresso non riescono mai ad accordarsi in nulla, tranne miracolosamente nel 2010 riconoscono, erano i 500 anni della nascita di Palladio, riconoscono la tremenda influenza dell'architettura di Palladio su quella degli Stati Uniti ed esprime la gratitudine del popolo americano per come, grazie a Palladio, l'architettura americana sia riuscita a crescere e a prosperare. Incredibile, non era mai successo che un artista italiano venisse riconosciuto con questa esplicita forza come alla base della cultura di un paese così lontano da noi. Ma com'è possibile? È un percorso di avvicinamento che comincia non appena Palladio muore. Finché Palladio è ancora vivo, lui ha come assistente questo giovane architetto, Vincenzo Scamozzi, che alla morte di Palladio eredita lo studio di Palladio, direbbero gli architetti contemporanei di oggi, e porta e sviluppa il suo progetto. Naturalmente, come tutti gli allievi, Scamozzi un po' lo odia il suo maestro. Infatti è molto bello che la rotonda viene progettata da Palladio nel 1566 e 10 anni dopo, anzi meno 8 anni dopo, perché siamo nel 1574, il nostro Scamozzi progetta una copia della rotonda poco lontano dalla rotonda, vale a dire nel Colli di Lonigo, la famosa Rocca Pisana per la grande famiglia veneziana dei Pisani, che aveva grandissime proprietà a Lonigo, dove avevano sviluppato in modo pionieristico la cultura del riso, quindi una cultura sofisticata che chiedeva grandi investimenti, diventando in questo modo ricchissimi. Bene, Scamozzi immediatamente propone una copia di Villa Palladiana, anzi devo dirvi che Scamozzi in realtà critica la rotonda, perché in effetti nella rotonda la sala centrale è senza finestre, quindi è uno spazio buio della casa, e Scamozzi nella sua Rocca Pisana che vedete lì a fianco propone delle soluzioni per rendere più bella la rocca della rotonda. Pensate che abbiamo una lettera del marchese, inviato del marchese di Mantova, che scrive al suo signore che lo aveva mandato a Venezia a conoscere un po' di architetti per capire che architetto chiamare alla corte dei Gonzaga. E quest'uomo, che si chiama Serianni, scrive: ho conosciuto lo Scamozzo, il quale è un allievo di Palladio, ma dice che ha cose molto migliori di esso Palladio. Cioè lo Scamozzi non vede l'ora. Dovete immaginare che Scamozzi e Palladio sono un po' come Ariosto e Tasso, come l'Orlando Furioso e la Gerusalemme liberata. Palladio è Ariosto, c'è un momento in cui puoi fare un grande romanzo con i cavalieri, con le cavalieri, bellissime donne che si tolgono l'elmo, che hanno una cascata di capelli biondi, i giganti, i mostri. Invece, vi ricordate, Tasso nella Gerusalemme liberata ha a che fare con la vita vera, con la fatica, con la morte, con
il male, diciamo. Quindi il grande sogno di Ariosto è quello di Palladio, la rotonda, e invece il povero Scamozzi, ormai Scamozzi è amico di Galilei o Galilei, capite che il mondo cambia, la scienza sta arrivando, anche gli architetti devono badare ai budget e alla funzionalità delle case, due elementi che Palladio non ha sempre avuto al centro dei suoi interessi, perché sapete che nella rotonda la logistica della casa è completamente sbagliata, per cui non ci sono le uscite, ci sono un sacco di problemi, ma rimane quello che Goethe diceva, la casa degli dei, bellissima ma inabitabile. Comunque, Scamozzi comincia a usare i materiali di Palladio, ma anche fuori dall'Italia si capisce che questo architetto Palladio ha qualcosa di speciale da dare, e lo capiscono innanzitutto gli inglesi. Il grande conte di Arundel viene in Italia, pensate che muore a Padova, la sua tomba è nella chiesa del Santo a Padova, ha con sé il grande architetto Inigo Jones, che è stato inviato dal re per scegliere la migliore architettura su cui basare la nuova architettura dell'Inghilterra. Siamo alla fine del Cinquecento, primi anni del Seicento, l'Inghilterra ormai è tra le padrone, i nuovi padroni del mondo, grazie alle rotte oceaniche, che hanno fatto sì che il Mediterraneo e Venezia diventasse ovviamente periferico rispetto a nuove geografie del potere. Tuttavia l'Inghilterra alla fine del Cinquecento ha un'architettura provinciale, ancora gotica, quindi il re manda Jones con Arundel a scegliere dove guardare, cosa importare. Jones si innamora dell'architettura palladiana, come dire, probabilmente lui o Arundel addirittura comprano i disegni di Palladio da Scamozzi, il quale forse, cioè in un modo benevolo di vedere, consegna come i codici bizantini di Bessarione che arrivano a Venezia dopo la caduta di Costantinopoli, consegna all'Inghilterra i disegni di Palladio, come dire, su questi potete costruire il futuro. In una visione meno bella dà a due che abitano molto lontano da lì tutti i disegni di Palladio, con l'idea di allontanare questo spettro del suo maestro. Comunque sia, pensate che i disegni di Palladio dal 1614 sono in Inghilterra e sono considerati come le riserve auree della cultura architettonica inglese. Io li sto studiando, sto facendo per conto del Royal Institute of British Architects ormai da 5 anni il grande catalogo generale dei disegni di Palladio, un grande privilegio che mi ha permesso di passare molto tempo in queste meravigliose dimore a Chatsworth, ospite del duca di Devonshire. Insomma, questi disegni passano da un architetto all'altro. Jones li dà al suo allievo John Webb, Webb li dà a John Talman, Talman li vende al duca di Devonshire, al Lord Burlington, che poi la cui figlia sposerà il duca di Devonshire, lasciando tutti i disegni. Insomma, i disegni di Palladio sono da 400 anni in Inghilterra considerati come delle reliquie, tenuti benissimo, meravigliosamente conservati. Con i disegni, quindi, l'Inghilterra viene conquistata. Vi ricordate come la Grecia capta conquistò i romani vincitori? Allo stesso modo questi disegni conquistano l'Inghilterra, e pensate che Jones ama così tanto Palladio che viene in Italia con una copia dei 4 libri e annota nei 4 libri tutte le cose che vede, le differenze tra quello che Palladio dice e quello che fa. Ma non sono solo gli inglesi, perché anche gli olandesi, in particolare questa coppia, il grande Huygens, che è l'ambasciatore olandese a Venezia, e il suo architetto Jacob van Campen, anche loro si innamorano di Palladio e costruiscono degli edifici come la Mauritshuis in Olanda, che vedete è proprio la più pura architettura palladiana. Ma perché questi popoli del nord si innamorano di Palladio? Sostanzialmente per 3 ragioni. La prima è una ragione legata ai materiali, cioè Palladio fa un'architettura di mattoni
legno e intonaco, non di pietra, come Michelangelo per intenderci, o il grande Bernini o la grande architettura barocca. Quindi è un'architettura che funziona nell'Europa del Nord, dove non ci sono i grandi marmi, le grandi pietre italiane. La seconda ragione è che è un'architettura razionale, un'architettura di pensiero. Non è un'architettura dove c'è l'estro dell'artista, ma è un'architettura di regole, di forme, e le proporzioni della casa sono legate le une alle altre. C'è un'architettura razionale, non l'architettura del genio italiano, pensate a Michelangelo, pensate alla grande architettura barocca. Terza ragione è essenzialmente politico-religiosa, vale a dire l'architettura palladiana è letta dai paesi dell'Europa del Nord, che sono tutti protestanti, come un'alternativa alla grande architettura barocca che sta diventando sempre più l'architettura della Chiesa cattolica controriformata. Se pensate a come le chiese barocche in Baviera costruiscono come una barriera fisica contro il protestantesimo tedesco, capirete perché questa invece architettura palladiana viene vista come un'alternativa al barocco e quindi un'architettura protestante in qualche modo. È interessante, vedete come l'architettura rispecchi moltissimi elementi che sono politici, sono culturali, non sono solo tecnici. Lord Burlington è questo grande aristocratico inglese che nel Settecento riesce a comprare dai vari architetti inglesi tutti i disegni di Palladio che erano disponibili in Inghilterra, riunirli, viene anche in Italia, va a Maser riesce a mettere le mani su un'altra 50 di fogli di Palladio, soprattutto gli studi di Palladio sulle terme romane antiche, una cosa di cui lui è talmente fiero da pubblicare proprio un libro in cui pubblica questi disegni, e poi vedete lui stesso si costruisce una sua copia della rotonda. Questa è la famosa villa di Chiswick, appena fuori dal centro di Londra, esattamente come la rotonda è una villa suburbana appena fuori dal centro della città. E in questa villa Lord Burlington conserva i disegni palladiani che poi sua figlia erediterà, entreranno nelle collezioni del duca di Devonshire, che generosamente nel 1894 li ha donati al Royal Institute of British Architects di Londra, che li detiene ancora oggi. E naturalmente, vedete, la pianta della villa di Chiswick non è esattamente una pianta come una villa palladiana, però, come dire, gli elementi ci sono tutti. Tra l'altro questo è un omaggio ad Aldo, perché il fianco della villa di Chiswick copia il disegno di Villa Contarini a Piazzola, che era nelle collezioni di Lord Burlington, che quindi proprio, vedete, usa i disegni di Palladio per costruire, un po' come diceva la principessa prima, si usa il passato per guardare al futuro, qui allo stesso modo una nuova architettura nasce sui disegni precedenti. Ecco, questo è lui, quello che avete visto era Lord Burlington da giovane, questo è lui ormai, è come dire, nella forza degli anni. Vedete che ha a fianco a sé un busto di Inigo Jones, ma tiene in mano un volume, ed è il volume delle terme di Palladio. I disegni che Lord Burlington aveva trovato a Maser li pubblica in un volume che è il primo volume in cui vengono pubblicati dei disegni di architettura in facsimile, addirittura con un inchiostro seppia per simulare il colore degli inchiostri. 1730, proprio l'inizio della cultura della rappresentazione dell'architettura in letteratura. Lord Burlington ovviamente, e la cultura inglese, si innamora di questo mondo palladiano, e anno dopo anno nascono queste grandi ville. Questa è la Woburn Abbey di Henry Flitcroft, ma questo è il famoso Prior Park con la villa, con il famoso ponte palladiano. Questa è la bellissima Stowe House. Vedete che è proprio il nostro modello, naturalmente tradotto in un clima diverso e anche in una cultura diversa, perché mentre da noi le Barchesse sono sempre stati dei luoghi dove si lavora,
dove si mettono i carri, dove si tengono i bacchi da seta, le stalle, eccetera. Nel mondo inglese invece questo non succede mai. Le barchesse sono dei percorsi coperti, delle gallerie che collegano le parti diverse di una grandissima reggia come in questo caso Stowe House. Questa idea però, vedete, della villa palladiana continua, perché le ville inglesi sono del Settecento soprattutto, ma guardate, questa è la famosa villa di Caccia al ladro, se ricordate il bellissimo film di Hitchcock, è la Villa Perrier, è a Cannes, è del 1919, ma vedete che anche qui, come dire, il modello rimane sostanzialmente il modello palladiano della villa, anche se naturalmente cambia la forma della scala, eccetera. Ma devo dire che sono rimasto colpito e commosso quando ho scoperto a Montréal, in un grande istituto di ricerca canadese, il Canadian Center for Architecture, forse il più grande istituto di ricerca al mondo sull'architettura, una serie di fotografie che non riuscivo a decodificare. Sono un gruppo di fotografie fatte da un fotografo americano negli anni 70 che si è accorto di un fenomeno singolarissimo, cioè che in Africa, in Liberia o Liberia, come dicono loro, ci sono una serie di singolari costruzioni che si rifanno direttamente alle ville palladiane. L'elemento è quello del portico con le colonne, e Belcher, andando a ritroso, ha capito che quando nel 1808 cominciano gli antischiavisti americani a favorire il ritorno in Africa degli schiavi deportati negli Stati Uniti e costruiscono per loro il nuovo stato della Liberia, per l'appunto, luogo degli schiavi liberati, questi schiavi che provengono da specifiche province, soprattutto del South Carolina e dell'Alabama, ricostruiscono le loro capanne non più con le forme rotonde delle tradizionali capanne africane, ma come delle piccole, con le forme delle ville palladiane dei loro padroni della Virginia. E per me era commovente vedere come c'è questa continuità per cui qualcosa ha attraversato l'Atlantico, poi lo ha riattraversato di nuovo e ha generato la memoria di qualcosa di lontanissimo. Ma se noi andiamo a guardare qual è l'elemento che identifica la memoria della villa palladiana, che avete capito è diventata la villa di Via Colvento, che poi ha, come dire, gli schiavi liberati hanno portato con sé, con tutti, c'è un bellissimo libro di Kapuczynski che si chiama Ebano, sulla difficoltà di questi schiavi liberati che vengono mandati in Liberia e non sanno più chi sono, perché non sono africani, non sono americani, e quindi finiscono per riprodurre le dinamiche master-slave, padrone, schiavo, che avevano vissuto loro. Ma a parte questo, l'elemento che identifica la villa è proprio, vedete, il timpano con le colonne, cioè quel triangolo che vedete davanti a quella porta con quelle due rozze colonne è proprio l'elemento che identifica la villa veneta come tale. Ma come nasce? Cioè quell'elemento, quella forma che, come dire, genera, da come nasce? Sapete, le ville d'autore, come dire, le ville sono più di 3.000, no? Queste sono solamente le ville degli architetti del Cinquecento, quindi immaginate poi la grandiosità delle ville del Seicento come queste del Settecento. Come nasce l'epopea della villa? Sapete che tutto nasce dal sogno di un poeta. È Francesco Petrarca il primo che decide di abbandonare la città di Padova e di spostarsi in campagna. Fino a quel momento la campagna è la selva oscura di Dante, cioè un luogo pericolosissimo dove è meglio non andare e che è abitato sostanzialmente da briganti e, come dire, dei bruti, diremmo, dei selvaggi. Petrarca abbandona la città, e questo è un abbandono, come dire, anche ideologico, la città corrotta, la città dei politici, cerca la pace e potersi dedicare
ai suoi studi. Questo è il meraviglioso frontespizio del Virgilio, proprietà di Petrarca, miniato da Simone Martini. Provate a immaginare che vertici abbiamo in Italia. Questo è Biblioteca Ambrosiana di Milano, l'ho visto da poco, è una cosa incredibile. C'è uno dei più grandi pittori del Trecento che minia la pagina in cui c'è Petrarca che sta scrivendo, c'è Virgilio che sta scrivendo, questo è una copia di un manoscritto delle Georgiche, quindi proprio l'idea di andare in campagna come gli antichi, sulla scorta di Petrarca, sulla scorta di Cicerone, di Varrone, dei grandi autori antichi, tornare alla terra. Ero proprio nei giorni scorsi ad Arquà Petrarca, guardando quella finestra da cui Petrarca guarda il paesaggio, e sapete che l'idea stessa di paesaggio comincia da lì, perché c'è un famoso elenco che Petrarca dice delle cose per cui vale la pena vivere. Allora dice un bellissimo quadro, un cavallo ben bardato e ciò che vedo dalla mia finestra. Cioè questa idea che il paesaggio diventi un oggetto di lusso, come un libro miniato. Ecco, è Petrarca che noi diremo oggi con i nostri neologismi che sdogana la vita in campagna. Si può andare in campagna a studiare, si può andare in campagna a lavorare, fare lavoro intellettuale. E naturalmente la casa di Petrarca d'Arquà non ha le forme ancora di una villa, ma ha dentro in sé l'ideologia della villa, cioè un luogo dove io vado a studiare. E naturalmente però le prime ville che nascono, questa la Ca' Brusà di Albettone, una villa di anni 70 del 400, vedete in realtà hanno ancora la memoria che in campagna non è proprio un posto sicurissimo, per cui vedete ancora l'idea della casa a torre dove si vive protetti, che però comincia ad aprirsi, vedete, con un grande portico, una grande loggia, quella che vedete sulla mia destra, la grande casa, la grande torre, a cui viene poi applicata la loggia, e poi accanto un'altra torre più piccola. Lo stesso il bellissimo castello di Thiene, oggi Villa Thiene con Leoni. Anche qui vedete addirittura le forme del castello, cioè quando in campagna era ancora pericoloso abitare. E questo bellissimo quadro, che è la National Gallery di Londra, ci mostra come sanno fare solo i grandi artisti, vedete, qualcosa di sorprendente sullo sfondo, perché vedete la Villa Castello, di cui vedete i merli, scusatemi, le case dei contadini con i tetti in paglia e con la siepe, ma poi accanto vedete la villa in costruzione, con addirittura intorno le impalcature. E che cos'ha la nuova villa? È aperta, vedete, ha la grande loggia aperta sul paesaggio. Questo rapporto nuovo con la natura, vivere in comunione con la natura. Questo è come dire, la base ideologica su cui poi si innesta la grande tradizione. E qui ovviamente sono gli architetti, ed è in particolare Palladio, a fare la differenza. Perché vedete, da una parte vedete una villa a Brugine, una villa pre-palladiana, in cui possiamo chiaramente vedere la casa dominicale del Dominus, del Paron, la Barchessa e la Colombara. Accanto, vedete, abbiamo Villa Emo, in cui gli stessi elementi, casa dominicali, Barchessa e Colombare, sono uniti insieme in una forma perfetta. E questa è la capacità di Palladio, di trasformare una fattoria in una villa, iniettandoci cosa? Iniettandoci bellezza innanzitutto, ma anche storia, perché questa idea di vivere in campagna in case come quella, in cui vedete è dominata da un timpano con delle colonne, vuol proprio dire essere eredi della grande tradizione antica. Ma come nasce l'idea del timpano? È qualcosa che nasce sul piano concreto. È molto bello che questa idea balzi da Firenze, dal Veneto a Firenze, perché la prima villa a mostrare una loggia con timpano e colonne è la villa di Poggio a Caiano, progettata da Lorenzo il Magnifico e da Giuliano da San Gallo, che ha, vedete, davanti a sé questa bellissima loggia, addirittura in questo caso con un fregio di Bertoldo in ceramica invetriata, ed è la prima volta che un edificio di campagna mostra questo elemento, che diventa poi tipico
dell'architettura palladiana, questa è la malcontenta, e a fianco vi ho messo un piccolo tempio romano disegnato da Palladio vicino a Spoleto, in cui vedete quanto forte è il richiamo, cioè la villa, timpano con colonne, deriva direttamente dal tempio romano antico. Devo dire che quello che inventa questo sistema, almeno questa è un'ipotesi recente, è in realtà Mantegna, perché vedete che nella Camera degli Sposi c'è rappresentato, vedete, un edificio, c'è una statua lì, che è la statua di Ercole, perché qui Mantegna sta rifacendo la villa descritta da Stazio nelle Silve, la villa di Pollio Felice, legata al Tempio di Ercole. Quindi in realtà la prima immagine di una villa come la conosciamo noi, con il timpano, con le colonne, è in realtà opera di un pittore, viene prima dipinta che costruita. Ma com'è che Mantegna ha capito che le ville romane antiche avevano quel timpano sopra? Perché non è banale. Lui lo ha capito guardando i famosi sepolcri a tetto del Camposanto di Pisa. Sono dei sarcofagi, vedete, che hanno un vero e proprio tetto e vedete che il davanti è un timpano triangolare. Quindi si capisce che le case romane antiche avevano, quando si trattava di case patrizie, sopra di esse un timpano triangolare. Cosa che a posteriori ci è stata confermata, questo è un piccolo modellino di una villa romana del I secolo d.C., in cui vedete c'è la loggia e c'è il piccolo timpano. Palladio è il primo che lo teorizza in maniera, e nella ricostruzione della Casa dei Romani, che lui pubblica nella famosa edizione illustrata di Vitruvio del 1556 con Daniele Barbaro, vedete che la casa dell'uomo importante romano ha sopra di sé proprio il timpano, e da qui il timpano diventa il simbolo della villa. Pensate che quest'uomo che vedete qui, che è il grande Alvise Cornaro, diceva che l'agricoltura è una pratica santa, è la santa agricoltura, perché separa l'acqua dalla terra. La grande scommessa era quella di bonificare il Veneto per poter fare agricoltura. Quindi la presenza di un timpano sulla villa ha una valenza sacrale, cioè la villa è il luogo sacro del lavoro. La villa veneta non è una villa da villeggiatura, è una villa in cui una classe dirigente che scommette sulla trasformazione, perché come sapete meglio di me ha capito che con la scoperta dell'America era, come dire, il Veneto aveva poche chance, bisognava investire sulla terra e diversificare i commerci con l'agricoltura. Per farlo diventa questo mondo, come dire, della villa. Naturalmente un elemento che caratterizza la villa, la fortuna della villa, è il timpano che avete visto, l'altra è questa grande invenzione di Palladio di inventarsi una specie di Ikea, di Lego della villa. Cioè sapete che tutte le ville palladiane hanno 3 stanze uguali e componendo quelle stanze, come giocando con i Lego da bambini, puoi costruirti la tua villa palladiana. Questa è una cosa che Palladio, vedete, anche disegna. Queste sono variabili della stessa planimetria, dello stesso edificio in cui Palladio sperimenta gli elementi diversi, sempre la stessa, in cui cambia la forma delle stanze, e questo diventa proprio il linguaggio palladiano. Tutte le ville palladiane, vedete, hanno le stesse 3 stanze messe ogni volta in modo diverso. Per chiudere, torniamo un attimo qui, ma quando il nostro Jefferson decide di fare la casa del Presidente degli Stati Uniti uguale a una villa veneta, è consapevole di farlo o semplicemente è innamorato dell'architettura palladiana? Di sicuro l'architettura palladiana piace molto a Jefferson, però la ragione per cui lui propone che la Casa Bianca abbia questa forma è una ragione politica. C'è un discorso bellissimo di Jefferson in cui lui dice: ma scusate, si stava discutendo su che forma dare alla casa del Presidente della Repubblica. Allora c'era chi diceva facciamola come il Louvre, altri facciamola come Buckingham Palace, ma invece Jefferson dice: ma scusate, ma noi abbiamo costruito la nostra nazione sconfiggendo un re,
La casa del nostro Presidente non può essere uguale a casa di re, deve essere un'architettura diversa. E dove la vado a prendere questa architettura diversa? Nell'unica Repubblica, cioè la Repubblica di Venezia. Quindi la scelta della Casa Bianca è proprio consapevole da parte di Jefferson e dell'elite americana, perché è un'architettura di una Repubblica, e questa identificazione fra Venezia e la Repubblica è uno degli elementi che il professor Fracanzani sa meglio di me del mito di Venezia, del mito legislativo, della capacità di Venezia di tenere insieme la monarchia con il Doge, l'oligarchia col Consiglio dei 10, la democrazia col Senato, che permea tutto il pensiero politico del 600 e del 700. Però negli Stati Uniti raggiunge una forma. Quindi la prossima volta che vedete la Casa Bianca, pensate che l'abbiamo fatto un po' anche noi. Grazie mille. Beh, grazie Guido per la tua splendida relazione. Fa certamente emozionarci pensare che Stati Uniti ha preso dei nostri valori, ha preso la Repubblica la Repubblica Veneta come esempio di Repubblica. Ci troviamo nella meravigliosa villa Tiepolo Passi, che ricorda per esempio il doge Jacopo Tiepolo, che oltre a essere una persona pia che ha aperto all'ordine dei mendicanti, no, ai domenicani, ai francescani, ha nel 1200 seguito una riforma istituzionale e costituzionale importante nel Maggior Consiglio, ha creato il Consiglio dei Pregati, che è il Senato, ha fatto la riforma del codice penale, la riforma del codice di commercio nel 1200. Quindi un'architettura costituzionale aveva la Repubblica, quella che Carl Schmitt dice è un capolavoro istituzionale.